Marco, poi lo metti qua il disco. Il presidente della regione onorevole Graziano, il principale interlocutore, non si presenta alla conferenza di servizio sulla mobilità in provincia di Ragusa. La conferenza, svoltasi lunedì pomeriggio a Palazzo di Viale del Fante, era stata pensata proprio in funzione della presenza del governo regionale, dell'ANAS e delle Ferrovie dello Stato. La famigerata autostrada, ecco, io chiedo, intanto il collegamento tra l'autostrada che finisce a Siracusa, che viene interrotta a Siracusa, e poi questo ponte fantomatico che dovrebbe completarsi, che dovrebbe quindi collegare la fine dell'autostrada di Catania fino a Siracusa con Cassipine, questo ponte. Perché non si realizza? Perché non si unisce questa strada finalmente, e bisogna invece percorrere tutta una strada che è una Reggia Prazzera trasformata in strada asfaltata. Io posso definirla solo così, una strada provinciale di Siracusa. Come noi non possiamo, non dobbiamo collegare ad un certo punto questa arteria e non poter raggiungere la nostra provincia. Il nostro, mi affido proprio ai tecnici. Siamo interessati al raddoppio della Ragusa-Catania, ma siamo anche interessati all'autostrada Siracusa-Roma. Cercavamo. Ti eri perso, vero? A chi giova? Cui prodest? A chi giova? Assolutamente a nessuno. Giova al fallimento. Siciliani compresi che trasportano le merci, mentre in Calabria fanno benzina un po' di meno, ma i siciliani sempre. In Sicilia la benzina non la fa nessuno. In Sicilia la benzina la facciamo solo noi. Quindi che aiuto ci stanno dando? Puglia, le Veneto e tutto il resto. I siciliani. Noi, io devo andare a dare soldi alla Lombardia, al Piemonte, al Lazio, per quale motivo? Ma l'hanno capito che quelli depressi siamo noi o no? L'obiettivo è quello di governare bene. Ci sono tante strade, ce ne sono più facili, ce ne sono più difficili. Noi vogliamo sfruttare forse la più difficile, non ci interessa forse la più dura. Ma vogliamo salvare la Sicilia. La vogliamo salvare per noi, che siamo convinti tutti di poter campare ancora 100 anni, così come voi avete bisogno di noi. Il rapporto tra cittadino e Stato non è più quello di una volta, è stato esattamente l'opposto di quello che qualsiasi paese democratico deve avere. Abbiamo bisogno di organizzarci, abbiamo bisogno di test, abbiamo bisogno di pensiero, abbiamo bisogno di suggerimenti, abbiamo bisogno di tutti voi, abbiamo bisogno che tutti voi vi impegnate. A Ragusa era conosciuto come Palafindos, non ha più niente a che vedere, invece diventa Palapianetti un vero posto di ritrovo per fare sport. Salvatore Campo. È da un paio di mesi che lavoriamo, io devo ringraziare tutti i ragazzi che mi hanno collaborato e non faccio nomi perché sono stati veramente tanti,
perché abbiamo fatto più di quanto potevamo fare. Adesso stiamo provando di dare qualcosa in più che a Ragusa non c'era. E ci sarà anche del liscio, ballo liscio, oltre a tutte le attività di aerobica, step, slide, combo, e ci sono gli insegnanti che sono abbastanza qualificati e sono disponibili a qualsiasi orario, perché la palestra sarà aperta dalle 9:30 del mattino fino alle 11 di sera. Onorevole Gianfranco Mucciche, abbiamo approfittato dell'occasione che a luglio il movimento a livello nazionale si è dato delle regole nuove, si è dato una struttura e quindi stiamo cercando di farla partire velocemente a Ragusa, dove forse più che in altre province c'erano bisogno di regole. Dopodiché il discorso percentuale, cioè significa ferrovia, trasporto gommato, deve essere ancorato a percentuali di questo tipo, non sul numero di viaggi e basta, ma sul numero di viaggi in rapporto al chilometraggio. A carico delle terre. Ora, ma su questo ora ci vediamo. Quindi questo è il discorso. Rispetto a questo qua, gli ultimi avvenimenti, sono state una serie di incontri tecnici che non hanno portato niente. C'è stata una richiesta di incontro sul budget, dopodiché si dovrebbe andare a una trattativa più serrata e più chiara. Nel corso del mese di ottobre da parte dei consorzi si è deciso della trattativa. Le parole sono chiare, questa legge ha questa funzione, vuole fare questo, speriamo che ci riesca. Abbiamo rifinanziato tutti i capitoli di spesa per la legge 13, ridando credito agrario agevolato, ridando liquidità alle imprese agricole. Abbiamo rivisto, rifinanziato la legge sulla zootecnia e sul risanamento degli allevamenti, modificandola e adeguandola ai risultati che sono. Ebbene, queste 4 leggi, consentitemi, di queste 4 leggi non solo io ho partecipato alla loro costruzione, ma ne sono stato anche il relatore in aula di tutte e 4. Ci sono 4 leggi fondamentali per l'agricoltura e per l'agricoltura del Ragusa. Una quinta legge, sulla quale ho fatto un disegno, sono stato presentatore di un disegno di legge, ho partecipato attivamente alla sua approvazione, è quello sull'apicoltura. Non dimentichiamo che la provincia di Ragusa è per lunghe e ben menzionate tradizioni, anche di ordine storico, ha una capacità di lavoro, di produzione di attività in quel settore che può portare anche l'occupazione e ricchezza reale. È la panacea di tutti i mali della Sicilia di questa provincia. Ho premesso che sono momenti terribili dove fare qualcosa non è facile. Bene, questa legislatura e comunque riconsegneremo alla provincia di Ragusa quel ruolo di interlocutore che gli spetta e che per tanto tempo gli è stato negato. Sul nostro bisogno, ha dimostrato che il microfono non ce n'è bisogno. Combattenza del Polo che si è manifestata recentemente dal Polo che è stato combattuto. Fare il Polo dei fatti concreti, ma dovendosi difendere, tra virgolette, da accuse insensate da parte degli altri che non riescono a fare. Allora vorrei che questo ruolo la stampa lo recepisse e che desse per certi versi, come ha già fatto peraltro, ma che desse una consistenza più pesante sull'attività del Polo. Il principale del Polo della Libertà e ci si debba difendere da chi ha messo in affittalina un prefetto che aveva invece esattamente cercava di fare questo ed è stato accantonato per lesa maestà nei confronti degli gruppi di sinistra di una cittadinanza. Quando vai a casa per così? No, io ecco, non lo so, perché ne ho
della provincia regionale è la signora Verdirana, in quanto l'assessore Arezzo contesta poi della definizione del varo definitivo della legge di riforma dell'ex articolo 23. E da allora io non ho avuto ulteriori elementi aggiuntivi su quello che avevamo detto. Sappiamo semplicemente che la legge che era stata pubblicata dal Commissario dello Stato è ritornato o sta per ritornare in aula ai servizi ai cittadini e servizi a quindi rispetto a quella riunione, questa verifica della legge